Amici di SportRiver.biz, SportRiver Biz Channel, ben ritrovati a questa seconda puntata di Analisi e Pronostici, la rubrica che tratta il tema ovviamente dei pronostici e dell'analisi delle corse che verranno in Sardegna da qui a fine stagione, ma facciamo anche un passo indietro per analizzare meglio, per conoscere, approfondire con i protagonisti di giornata alcune vicende legate appunto agli stessi, quindi fantini, allevatori, allenatori, proprietari, insomma un po' di tutto, e cercare di curiosità per arricchire, approfondire e dare visibilità al TAF isolano. Partiamo subito con la rubrica faccia a faccia, la rubrica appunto che mette a confronto le corse selezionate per quasi sempre per età, come succede con gli anglo-arabo e con il puro sangue arabo, che in questo periodo viene facile con le tante debuttanti che ci sono. Con il puro sangue inglese confrontiamo anche i 3 anni con i 2 anni e così via. Partiamo con il primo contributo, perché c'è stata la debuttanti per il puro sangue arabo. Stiamo vedendo le immagini di Cribio di Gallura e Claudietta, entrambi al successo. Cribio ha trionfato nei maschi, Claudietta nelle femmine. Entrambe le cose sono partite nello stesso istante, vedremo che Cribio di Gallura taglierà per primo il traguardo, ma non c'è molta differenza. Questa analisi come si valuta? A parte che ha mille sfaccettature, perché c'è il ritmo di corsa, se c'è stata molta andatura, poca, insomma se un cavallo ha avuto qualche intoppo o meno, però Cribio di Gallura se l'ha fatta tutta davanti, è quello alla vostra sinistra in giubba bianca, quello al comando Cribio di Gallura, che è andato in avanti a scandire il proprio ritmo, ha forzato per farlo, e una volta trovatosi al comando Gianluca Fresia ha gestito a proprio piacimento i parziali, e il cavallo gli ha sempre reagito ai continui attacchi dei rivali. Questo stiamo vedendo in seconda posizione Chilabert. Dall'altra parte c'è Narda Robbio al comando, che resterà in quota per il secondo posto, quindi vale la vittoria di Claudietta, perché la Battistella ha resistito fino in fondo. Ora stanno percorrendo l'ultima piegata, sono quasi nello stesso momento, vedete anche la differenza, il cameraman cambiano l'inquadratura nello stesso punto, stanno per entrare in retta, lo sta facendo in questo momento il Cribio di Gallura, vedete che l'ha fatto prima Narda Robbio. Questo cosa significa? Che lo speed finale di Cribio di Gallura messo sotto pressione da Caronte, mentre alla vostra destra state vedendo Claudietta, è stato molto più efficace e esplosivo rispetto a quello delle femmine. Infatti ora vedete che si fermerà l'immagine, eccola qua, con Cribio di Gallura che è 1,5 secondi credo avanti rispetto a Claudietta. E avete visto però che le femmine sono entrate prima addirittura. Questo significa che Cribio di Gallura ha fatto davvero un bel finale, ovviamente pungolato da Caronte, che anche lui sembrava aver messo tutto in chiaro a 200 dal palo, sembrava passare facile, invece ha subito il rientro di Cribio di Gallura. Quindi buona questa prestazione di Cribio di Gallura, il figlio di Caligola, lettera De Nulbi. Stiamo rivedendo appunto il finale del portacolori della scuderia Canu, con in sella Gianluca Fregiu, secondo posto per Caronte, buono per la prossima, così come Chilabert, da rivedere anche Coolmore. Mentre dall'altra parte Claudietta è sbucata a centropista, ha prodotto il suo scatto che è stato risolutivo, la figlia di Caligola degli N, tra l'altro zia di Caronte, quindi bene anche per l'allevamento corso un primo e un secondo posto. In sella c'era Nino Murru e batte Narda Gobio, al terzo posto Cinzia Bairenza e al quarto Castiglia. Quindi anche nei pronostici della volta scorsa non avevamo nominato né Narda Gobio né Chilabert, però ci siamo andati quasi vicini. Questo era quindi ciò che è stato del debutto del puro sangue arabo, un debutto tutto sommato interessante sia per le linee che si ripetono nel tempo, quella di Cribio di Gallura, fratello pieno
di Urge, Urge di Gallura, fratello uterino di Zoe, di Abu di Gallura, insomma. Sono una linea che si ripete per la prima volta in Sardegna, grazie anche all'Embryon Transfer che ha fatto più prodotti, tra cui uno è il Rebalton del Pinè che abbiamo visto debuttare a Firenze senza nulla di fatto. Quindi questo era ciò che è stato del Puro Sangue Arabo. Partiamo col secondo contributo ed è quello, sono partite le immagini intanto, quello del faccia a faccia che mette a confronto le tre prove, perché qua abbiamo tre confronti diretti che si possono fare, 1600 metri debuttanti fondo inglese. Vediamo in alto, nel riquadro più grande, la vittoria di Casper Ghost, l'ultimo in ordine ad aver trionfato tra il fondo inglese. Sulla vostra sinistra in basso Koch e sulla vostra destra Capriolo del Bonorva, che li abbiamo visti la volta scorsa. C'è da dire qua, vabbè, di Koch ne abbiamo già parlato, ha fatto un tempo interessante, 1.48,99, diciamo anche 1.49 direttamente, però è stato un tempo interessante perché comunque è stata una corsa tirata da parte di Calarina, mentre nella parte in alto è Kirgantoni che ha imposto il proprio ritmo alla corsa, seguito da Corsaro Sardo, Curiosone, mentre Casper Ghost si è mantenuto comunque a tiro dei primi, lo state vedendo al centro del cuneo col cap bianco e giubba viola. Guardate, Calarina ha già imboccato la piegata, lo stavo facendo ora nella corsa di Casper Ghost, questa differenza di un'andatura molto più sostenuta da parte delle femmine, mentre in basso anche Capriolo del Bonorva è più avanti rispetto a Kirgantoni, Capriolo del Bonorva che era già passato. Vediamo l'ingresso in retta, lo fa prima Calarina, lo state vedendo anche dalle immagini nettamente prima, ora lo fa Capriolo e ora lo fa Kirgantoni che subirà l'attacco di Casper Ghost che comunque ha prodotto un bel finale, lineare, dritto. Antonello Fodda, sceso da cavallo, ha detto che il cavallo ne aveva ancora, questo figlio di Quintilius e Farfallina. Ecco, abbiamo fermato le immagini, state vedendo quando Cocca taglia per prima il traguardo dove Casper Ghost e dove Capriolo del Bonorva, quindi si vede anche a occhio nudo la differenza tra i due. Intanto stiamo rivedendo il finale di Casper Ghost che ha prodotto comunque un bel finale, si è adeguata all'andatura poi quando è richiesta, ha vinto anche abbastanza facile il portacolori della scuderia Bidau allenato da Antonio Cottu, quindi 1,51 crede il tempo, ci sono 2 secondi di differenza. Avete visto però nel fermo immagine quanto sono in metri, quasi 100 metri di differenza più o meno su per giù. Quindi bene così anche per Casper Ghost, come detto un figlio di Quintilius e Farfallina, terzo prodotto a scendere in pista e terzo a vincere per questa fattrice che aveva già il fondo arabo vincitori Osanna Day e Soniende secondo. Bene, passiamo, abbiamo visto anche questo contributo, l'immagine A3 ci ha permesso addirittura di vedere 3 tipi di corsa, 3 tipi di andature, 3 tipi di schema tattici, però la categoria è la stessa perché sono fondi inglesi di 3 anni, cambiava solo il sesso e le femmine sono andate meglio dei maschi, ora, per oggi, per il momento. Poi staremo a vedere che tutti si riaffronteranno nella condizionata che poi sarà quella di preparazione agli internazionali di giugno, quindi si preannuncia tanto affollamento, tanti cavalli di qualità, tanti che ancora devono devono uscire allo scoperto, quindi ci sarà ancora tanto da vedere e da dire. Passiamo con l'altro contributo, sono vedete le immagini, ed è quello di Baroque dell'Alghere. Lo confrontiamo con lo stesso, però a settembre, quando Baroque dell'Alghere vinse a 61 kg o 62, adesso non mi ricordo, comunque era un peso del genere, a 1.600 a Chilivani, sempre sesta corsa, quindi dopo che saranno disputate 5 corse, addirittura c'era la giornata prima nella vittoria di settembre, quella dell'internazionale organizzata dalla regione. Quindi Baroque dell'Alghere il giorno ha fatto una bella prestazione, il giorno di settembre, anche se devo dire che è stata una corsa diversa, anche se vediamo Baroque sempre al secondo posto, da una parte un velocista Twilight Eclipse, dall'altra Blue Hartfield, anche lui con doti da velocista. Insomma, tatticamente è uscita quasi uguale la corsa, quindi il treno ideale per Baroque dell'Alghere. Stiamo vedendo però che nella corsa di
alla vostra sinistra c'è stata un pelo di andatura maggiore rispetto a quella che c'è ora, che hanno iniziato a aumentare i giri in curva Twilight Eclipse. Barock è sempre lì, fa la stessa cosa, stessa tattica, stesso fantino Nino Murru, cambia solo le linee, va a 3, qua a 4, anche se affrontava gli anziani, però a settembre viene continuamente attaccato da Angel Liu e quindi Barock è a frusta fin sul palo. Qua invece ha già messo tutto in ghiaccio, Nino Murru si volta dalla vostra destra e la vittoria è già chiara, quindi anche per questo è andato, si può sintetizzare così e riassumere così la prestazione di settembre di Barock dell'Algher contro quella di aprile 2021 di Barock. Stiamo rivedendo il finale di Barock dell'Algher, che comunque aveva 4 kg di differenza, quindi un po', se facciamo un bilanciamento, può essere che è andato meglio a settembre rispetto a quest'aprile, però la vittoria è venuta in entrambi i casi. E bene così per Barock dell'Algher, settima vittoria in carriera. Qua batte Offsider, Angel Liu, Twilight Eclipse e Lady Gavoy, che ritroveremo nei partenti più tardi, sia Offsider, Angel Liu e Lady Gavoy. C'è da dire che il vantaggio di Barock dell'Algher questa volta era che era già rientrato il figlio di Battle of Marengo e Rosbach. 1:42:40 il tempo percorso da Barock dell'Algher in questa prova. Bene, abbiamo visto i confronti degli arabi, dei fondo inglese, degli anglo-arabo, scusate, dei puro sangue inglese, quindi Barock, 2 prestazioni, 2 corse, 2 vittorie, stessa distanza, stesso ippodromo, forse cambiava di qualcosina la gradazione della pista, e può essere anche quello il fattore per cui è stata più convincente la vittoria di settembre rispetto a questa di aprile, oppure sono tutti e due, insomma, poi libera interpretazione e libera espressione di pensiero a tutti. Andiamoci ad ascoltare per ora Luigi Godani per vedere il confronto di Brivido Baglio. Quanto è migliorato dal debutto a 1.600 al rientro di quest'anno a 1.600, ci sono quasi 12 mesi di differenza. Prima era un altro cavallo, ora sicuramente un altro è venuto avanti. Quasi le corse non si assomigliano perché qua c'era più andatura. Comunque vediamo il tutto e ci ascoltiamo anche le parole di Luigi Godani. L'abbiamo avvicinato nelle sue scuderie a Chilivani. Luigi Godani, sei scappato al torneo l'altro giorno perché dovevi andare a sellare, e ne abbiamo parlato con tuo figlio. Prima vittoria stagionale arrivava un brivido a Baglio. Ciò che è rimasto dalla vittoria è soprattutto la prestazione di un cavallo venuto avanti in tutto. Seppure che era rientro. Sì, si rientrava, c'era un po' l'incognita, un po' la distanza corta, invece per fortuna c'è stata una corsa molto tirata, quindi lui si è trovato a nozze, non è stato costretto a farsi la corsa da sé e quindi mi ha agevolato molto, poi ci ha messo molto del suo, è andato molto forte, quindi bel rientro. A tal proposito che ci ha messo del suo, abbiamo confrontato le corse, perché lui ha corso 2 volte a 1.600 al debutto e il lunedì scorso. Ha migliorato nettamente la prestazione, sono circa 200 metri calcolabili nei secondi che ci ha messo 1,44, per fartelo sapere ci ha messo 2 secondi in più di Barock dell'Algher, a dimostrazione proprio di una prestazione più che convincente. Non lo sapevo questo, ma si vedeva anche a occhio vivo che era un'andatura imposta da Zico e da Violette Ledac, molto, molto sostenuta. Però penso che lui ci va proprio a nozze in queste andature qua, perché spesso e volentieri senza andatura sono costretto a mandarlo davanti, quindi con un sacco di incognite, invece in questa maniera è venuta abbastanza bene la corsa. Sì, rimane la prestazione, ora si spalancano le diverse soluzioni per questo cavallo, anche oltremare, perché abbiamo visto un programma abbastanza interessante a Firenze, poi riaprirà a Follonica, insomma, qual è il futuro di Brivido? Il futuro è subito prossimo, perché giovedì saremo a Firenze, quasi sicuramente. Nella condizionata, giusto? Sì, giovedì saremo a Firenze, corriamo a Firenze, c'è un 2000 metri per i 4 anni. E voglio fare una corsa a Firenze perché poi c'è un gran premio subito a seguire dopo 15-20 giorni. Qua a Chilivani, No, sempre a Firenze. Sempre a Firenze, sì. Quindi ho già iscritto, se è uscito abbastanza bene dalla corsa, se tutto va bene giovedì si va a Firenze.
Senti, Nino Murres a cavallo è stato di poche parole per una prestazione così, ma commenti, c'è poco da commentare. L'unica cosa che ha detto, che che è rimasta anche impressa, ha detto gran cavallo, questo va forte. Ma sai benissimo, io Sì, vabbè, lo tu, so da sempre, che è un però, gran cavallo, però tu ci puoi sono essere dei anche di parte. Sì, però d'altronde l'ha dimostrato tutto l'anno scorso, a parte quando si è vinto, si è perso, però non è mai uscito dal marcatore, quindi che un gran cavallo l'aveva. Poi col passaggio d'età sembra anche maturato, perché Secondo te, l'ho chiesto anche a Roberto, lui ha detto entrambi, però la mia sensazione è che ha messo proprio la testa a posto. ma di testa O si è completato? non è che è stato mai, però sai, gli abbiamo dato un mese e mezzo di ferie, quindi è tornato che sembra un leone. Quindi niente, non penso che non era un fatto di testa, la testa l'ha sempre usata come si deve anche l'anno scorso. La sensazione è perché per fare una prestazione del genere devi essere completo in tutto. Questa è la mia opinione che conta poco e nulla, però abbiamo dato proprio una sensazione di cavallo più maturo. Sicuramente il passaggio di 4 anni L'ha fatto. gli ha fatto bene, sì. Ok Gigi, ti facciamo i complimenti di questa prima vittoria, ti auguriamo un in bocca al lupo ovviamente come dico a tutti per il futuro, lui resta anche un prospetto futuro di produttore perché ormai la carta ce l'ha scritta. Se c'è un cruccio, non mi spiego come mai un cavallo che ha vinto Gran Premio Sarda, ha vinto Criterium Toscano tutto l'anno, un bellissimo cavallo, una grande genealogia, non mi hanno mai chiesto il cavallo, l'incremento ippico non mi ha chiesto mai il cavallo per stallone, sono un po'. Ma secondo me è finito sotto la lente degli osservatori, ovviamente magari aspettano di vederlo anche ai 4 anni, però Sì, ma sai, ce l'ha già segnato anche quel. aspettavo che qualcuno si facesse sentire, perché metti che si decidesse di crastarlo, non è il caso, però sai, a volte Sì, anche farlo, per esigenze. e però. nessuno si è mai fatto sentire. Guarda. Bene, ci salutiamo con brivido a Baio, Gigi, noi avremo modo e tempo in futuro di ritrovarci, in bocca al lupo di nuovo Ti e ringrazio e in bocca al lupo. speriamo bene. Ciao. Ciao. Bene, abbiamo sentito Luigi Godani, gentilissimo come sempre, abbiamo scambiato 2 parole su Brivido Baio per capire anche il programma di questo cavallo molto interessante, perché sicuramente qua in Sardegna troverà poco spazio se non all'Omnium dell'Anglo-Arabo e qualche altra cosa, se ripetono quella dell'internazionale che c'è stato lo scorso anno, però insomma è centellinato il programma per cavalli di questo tipo che sicuramente avranno tanto da dire fuori dalla Sardegna e sicuramente anche per una questione di valorizzazione dello stesso cavallo abbiamo sentito che può essere, per me pure può essere un prospetto di futuro riproduttore. Comunque bene così per Brivido Baio, avete visto quanto ha migliorato, quasi di 200 metri su per giù siamo lì, anche se hanno 2 corse diverse, però si vede il miglioramento del cavallo. Quando un cavallo viene avanti ha fatto solo 2 secondi in più di Baroque dell'Algher, essendo un fondo inglese, quindi ha fatto una prestazione maiuscola Brivido Baio. Abbiamo visto anche questo contributo, passiamo un attimo ora a Firenze per vedere la vittoria di Zeniosu, un altro anglo-arabo, sono partite le immagini. La vittoria di Zeniosu che si è imposto a Firenze in una corsa sui 1800 metri, sfruttando il treno di corsa della compagnia di colori Umatilla. Qua i cavalli sono addirittura opposta alle tribune. Umatilla è andata davanti garantendo un buon ritmo a Zeniosu che si è mantenuto coperto in corda. Adesso ci portiamo con le immagini alla curva conclusiva dove Umatilla è sempre davanti, avvicinata ora da Vicky Fortuna. Zeniosu è sempre lì, l'attacco del compagno di colori lo subirà all'ingresso in retta quando Umatilla con il sella Mario Sanna viene messa sotto pressione dal grigio Zeniosu che l'attaccherà e passerà nel finale lasciando a qualche lunghezza una per l'esattezza la compagna di colori. Ben montato da Dario Di Tocco, Zeniosu doppia per il team Mazzeni che conquista la 7ª vittoria in stagione di questo 2021, mentre per Zeniosu gli facciamo i complimenti. Per Zeniosu è la
quarta vittoria in carriera carriera corredata anche da 12 piazzamenti, 25 corse. Questo figlio di Vidocche plus Braghera. La madre, la ricorderete, in Sardegna aveva vinto il Criterium Turritano e seconda Chilivani nel Criterium Sarda, va tentato anche la lista del Criterium Labronico, finendo mi sa al sesto posto, quindi una cavalla sicuramente che ha trasmesso a Zegnoso importanti qualità. Batte Matilla, Bontour e Zodiaca per la cronaca. Di nuovo restiamo a Firenze, questa volta più recente, per parlare del successo di Bora dell'Alghere, arrivato proprio ieri. Bora dell'Alghere che bissa il successo di 2 settimane prima, quindi si trova bene a Firenze. Questa cavalla, la figlia di Buratina e Rosbach, sorella peraltro, giusto per restare in tema, di Baroc dell'Alghere. Trova la quarta vittoria in carriera, come detto seconda di fila, entrambi ottenute al Visarno sul doppio chilometro e tutti e due da top weight, quindi ha scalato gli handicap questa cavalla e ora staremo a vedere cosa ci proporrà il futuro. Ben montata da Mario Sanna. Vediamo la retta finale dove Bora dell'Alghere tra l'altro si è presentata anche bene, non stacca nel finale ma conserva quella lunghezza di vantaggio che gli permette di respingere il ritorno di Giacaranda e You Ballad che aveva i colori del signor Francesco Lui, quindi tanta Sardegna in questa corsa. Stiamo vedendo ora Bora dell'Alghere che alla fine prende definitivamente il comando e lo conserva fin sul palo con Mario Sanna sempre in cabina di regia, bravo qua a leggere la corsa, ma è stato impeccabile davvero i giochi di Burgos. Rivediamo anche il primo piano su Bora dell'Alghere, cavalla che lo scorso anno aveva vinto 2 corse in Sardegna, aveva fatto un bel debutto anche lei sui 1600 di Chilivani e da lì si era capito che comunque qualcosa di interessante c'era. Questa figlia, ripetiamo, di Buratina e Rosbach. Stiamo vedendo che comunque ha vinto di mezza lunghezza su Giacaranda You Ballad al terzo posto. Abbiamo un contributo per questa corsa, abbiamo intercettato online, siamo riusciti a intercettare l'intervista di Francesco Opes, avvicinato da Edoardo Borsacchi al Tondino dopo la corsa di Firenze. Sentiamo le impressioni di Francesco Opes. Vista il successo ottenuto il giorno del Pisa, è una palla per gli appuntamenti importanti. Dove può arrivare? Quello lo sa lei. Ha vinto l'altra volta, bene, oggi ha alzato il tiro, ha rivinto bene, adesso vediamo il programma cosa ci offre. Complimenti Francesco. Bene, abbiamo sentito anche Francesco Opes, di poche parole, ma è stato molto, seppur sintetico, abbastanza chiaro. Ha scalato gli handicap, le categorie, ora gli toccherà ovviamente alzare il tiro, l'ha alzato questa volta, ha centrato la vittoria, ora è obbligata a fare alzare appunto l'asticella e comunque sono problemi che ogni team allenatore vorrebbe. Bene così anche Bora dell'Alghere per la Sardegna che galoppa. Abbiamo visto prima The News, arrivato in Sardegna, vince la Firenze. Abbiamo visto la Bora dell'Alghere allenata in Sardegna della San Giuliano vincere a Firenze. Ci fermiamo per il consueto spazio promozionale riservato agli stalloni. Se ci state seguendo, cari allevatori, queste immagini che scorreranno magari serviranno a qualcuno per sciogliere le riserve, visto che comunque è periodo di coprire fattrici.
Bene, rieccoci qua, ora è tempo di andare a Chilivani per vedere il programma delle corse, analizzarle velocemente e dare il mio personale pronostico delle 6 corse. Partiamo con la prima, una reclamare sui 1800 metri per puro sangue inglese di 4 anni ed oltre, riservata a Gentleman e Amazzoni. In 8 al via con il numero 1 Dipinto montato da Leonardo Lado, il numero 2 Ex Lover montato da Marco Gaias, il numero 3 Elise montato da Carlo Bellu, che ritorna, facciamo un in bocca al lupo a Carlo Bellu, con il numero 4 Lord Queen montata da Michele Murrucco, il numero 5 Mondorame Daniele Zucca, il numero 6 Nilasi montato da Luca Cottu, il numero 7 Temujin con Marcello Giordanissella, chiude il campo dei partenti, il numero 8 Thomas Di Toni, che sarà interpretato da Arturo Lai. Corsa molto aperta, più di ciò che sembra, anche se il cavallo da battere resta Mondorame, che è reduce da un secondo posto e terzo a Pisa, e poi l'ultima volta l'abbiamo vista la settimana scorsa, è stato nettamente battuto comunque da una prestazione super di Sud Sound System all'occasione per rifarsi. Quindi Mondorame a parer mio resta il cavallo da battere. Gli altri sono quasi tutti alla pari, c'è chi è già rientrato e chi rientra, come i qualitativi di Pinto ed Ex Lover, che in altri tempi qua non ci potevano sicuramente correre, però gli anni passano per entrambi, 8 anni per tutti e due, entrambi i castroni. Staremo a vedere il loro grado di forma, anche se Dipinto 1008 sembra più avvantaggiato rispetto a Ex Lover, che ha bisogno magari più di distanza. Occhiani Lasi, che in questi contesti ha sempre fatto bene. Thomas Di Toni gradisce terreni un po' mossi, in più rientra. Elise, Lord Queen sono rientrati finendo fuori dal marcatore, se la corsa li ha mandati avanti. Non sono sicuramente battute, non partono battute, anche Temujin vale lo stesso discorso. Pronostico: numero 5 Mondorame, il numero 1 Dipinto e il numero 7 Temujin. Passiamo alla seconda corsa. Una condizionata sui 1800 metri, quindi un'altra sul miglio allungato in 10 al via, col numero 1 Angel montato da Gianluca Fresi, il numero 2 Valentia Doc montata da Andrea Regias, il numero 3 Crastu dell'Algher montata da Nino Murro, il numero 4 da WAC con Antonello Fabia, il numero 5 Getty 2 con Luca Ezzi, il numero 6 Art of Stone con Sandro Gessa, il numero 7 Lady Gavoi montata da Michael Arras, il numero 8 Mujarin of Caffeina con Angelo Godani, il numero 9 Offsider montato da Pasquale Salis e il numero 10 Sophistication montato da Manuel Porcu. Corsa anche qua molto aperta, molta qualità in pista, livellata. La corsa io avrei detto sicuro Offsider dopo il bel rientro, con 200 metri in più secondo me il cavallo può fare bene, ma è un top weight da 62,5 kg e questo potrebbe pagarlo. Fini della vittoria, non sono pochi, 62,5 kg per Offsider, però sicuramente sarà considerato anche al betting, così come Angel il quale gli vanno a vantaggio 3 kg di differenza. Angel anche lui bene al rientro, quindi entrambi possono essere loro a giocarsi la corsa. Occhio per Crastu dell'Algher, che ha sempre fatto bene anche su questa distanza, sarà lei sicuramente a garantire il ritmo alla corsa. Valentia Doc gli calza a pennello distanza, anche il probabile schema tattico. Le uniche incognite sono il peso, 61 kg per una rientrante, non sono pochi, però anche lei è dotata di spunto micidiale negli ultimi 200 metri. Chi mi piace anche Lady Gavoi, una mina vagante, rientrata quinta l'altro giorno, ha pagato forse l'assenza dagli ippodromi dopo quasi un anno, quindi se è venuta avanti anche lei può essere alla qualità per colpire. Getty 2 lo stesso, l'abbiamo visto a Villa Cidro quando è arrivato in Sardegna a fare bene in categorie simili, anche con cavalli più qualitativi, anche un cavallo da tenere in considerazione. Rientra anche Art of Stone, altro cavallo di qualità, ma che nella sua carriera ha subito qualche noia